Il signore che vedete è Marco Conotter. Marco Conotter. Sì, sì. Innovatore. Cosa ci dici del cloud computing, Marco? Ma ti posso dire l'esperienza che ho avuto io in azienda, che è questa. Io avevo una piccola impresa, insomma, che si chiama Quasar, e ci occupiamo di ingegneria ambientale. E abbiamo, come tutte le organizzazioni, un sistema con dei computer sulle quali la gente lavora e dei server, più di uno, che fanno tante cose, insomma. L'antivirus, Quante stazioni più o meno? Una decina. E più di un server. Allora, avevo un contratto di assistenza per far funzionare bene i computer e per fare la manutenzione del server, e ogni 3 anni di fatto dovevo più o meno cambiare il server perché i sistemi si evolvono e vanno aggiornati con i sistemi più moderni e più veloci per permettere a tutti di lavorare. Un amico che lavora nel settore dell'informatica mi ha confidato, che non era il nostro consulente, mi ha confidato una volta, te lo dico contro l'interesse della categoria, prendi le Google Apps, che sono sostanzialmente la nuvola di Google. Cosa è successo? Sostanzialmente abbiamo speso credo 1.500 euro togliendo tutti i server che c'erano, e abbiamo messo solo un piccolo NAS, si chiama, che è uno scatolotto nero dove ci sono dentro una serie di dischi, tra l'altro di grandissima capacità, parli di terabyte di capacità, quindi molto più di quella che ci serve, e abbiamo migrato tutto il sistema server sulla nuvola di Google, si chiama Google Apps. E il sistema è centrato su calendario e email, posta elettronica e calendario, e sviluppa tutta una serie di applicazioni che si possono usare o non usare a seconda di come è abituato. Qual è stato l'effetto finale? L'effetto finale è questo, che misurato, perché ho messo dei contatori per misurare la corrente, risparmiamo più di fra i 2.000 e i 2.500 euro di elettricità all'anno, perché i computer sono accesi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, quindi funzionano sempre, più il condizionamento di quella sala che non devo più fare, che non ho calcolato, ma che ha un costo. E dall'altra, alcuni utenti non si sono accorti nulla perché continuano a usare gli applicativi Microsoft collegati, quindi per loro non è cambiato nulla, cioè chi vuole continuare il sistema che aveva ha quello, ma i computer si accendono più velocemente la mattina perché non devono aspettare il server che gli risponde, e non ho più pagato un'ora di manutenzione o di intervento perché i PC si bloccano, si fermano, ogni tanto c'è da fare, non si è più fermato nulla. E dall'agosto 2010 non ho più avuto un PC che si è fermato o che ha avuto qualche problema da dover fare, perché le Google Apps fanno già l'anti-spam, l'antivirus, cioè quindi il collegamento internet è pulito. E abbiamo avuto tra l'altro una serie di servizi che prima il sistema non faceva, se non comprando gli upgrade delle licenze della Microsoft, e quindi lo consiglio anche all'amico Antonio, cioè devo dire ho avuto solo vantaggi al di là delle mie aspettative, contrariamente a quale dice Antonio, non sono un esperto ma sono un utilizzatore, e questo devo dire un'esperienza positiva.